Buongiorno a tutti, mi chiamo Bacciarelli Massimiliano, sono il responsabile tecnico dell'area nord di Manica SpA. Ringrazio tutti per la possibilità di parlare in questo forum fitoiatrico e porto anche i ringraziamenti della società Manica che opera sul territorio, quest'anno compie 75 anni dal 1948. Vi parlo di BordoFlow, l'evoluzione dei flowable. BordoFlow è una formulazione innovativa che si posiziona con una sospensione concentrata, 10% di rame a 124 grammi litro. Le caratteristiche principali sono le finezze delle particelle, stabilità nel tempo, ottima attività, adesività e anche basso dosaggio per ettaro. La migliore copertura fogliare è dovuta dalla, praticamente dal volume delle particelle, che sono molto piccole e quindi riescono a coprire tutta quella che è la superficie fogliare. Poi successivamente vi dimostrerò che il prodotto è molto adesivante e ha un'ottima attività di copertura e resistenza al dilavamento. Questa è una bellissima slide dove abbiamo fatto prove a livello universitario, dove vediamo praticamente che ioni liberati in acqua distillata con un pH 7, una dose uguale per tutti, diversi formulati Manica, quindi con tutti i principi attivi, tra tutti quelli che Manica produce. Noterete che il prodotto più performante è la BordoFlow New di Manica, proprio perché ha un pH tendenzialmente acido, va intorno ai 6,3, 6,5 rispetto, a tutti gli altri formulati principi attivi. L'altra slide che faccio vedere è il discorso legato all'adesività, in quanto il prodotto è particolarmente coprente sulla foglia e praticamente anche in questo caso dimostra che la BordoFlow ha un'ottima adesività e quindi non viene perso il prodotto sul terreno. Scusate, l'altra slide che vi faccio notare è, la percentuale di rame che rimane sulla foglia. In questo caso la prova è stata fatta in Spagna dall'Università di Córdoba. Il prodotto Maniflow sarebbe la nostra BordoFlow, in Spagna viene chiamato il prodotto come un nome commerciale. Anche in questo caso in base alla piovosità, quindi 0 mm, 15, 60 e 120, rispetto a tutti gli altri formulati il prodotto si comporta nel miglior dei modi, quindi è il più performante anche a livello di percentuale di rame che rimane sulla foglia. Questo perché? Perché all'interno del prodotto c'è una sostanza di origine naturale che si chiama gomma xantana, non è altro che un polisaccaride usato come additivo alimentare, lo troverete anche per la preparazione dei dolci, generalmente in cucina, e questo ci permette praticamente di mantenere in sospensione le particelle di sale di rame e garantendo anche una migliore conservabilità e gestione del prodotto. Mi riallaccio a questo perché con la nuova normativa che ha avuto applicazione il 17 dicembre 2022 è proprio l'utilizzo di questi coformulanti naturali che ha permesso alla società di non modificare assolutamente quelle che sono le etichette dei propri rameici. Infatti la classica poltiglia bordolese, praticamente, che noterete, aveva queste frasi di rischio H332, 318, 400 e 410 identificati dai vari pittogrammi. Manica, proprio per le caratteristiche dei propri coformulanti, era già sul mercato senza questi pittogrammi, quindi rimaneva solamente quella che era 410, cioè il prodotto molto tossico per tutti gli organismi acquatici. Infatti noi non abbiamo assolutamente cambiato nessun tipo di etichetta, a differenza di altri competitor che invece hanno dovuto modificare e rietichettare i prodotti. Questo probabilmente perché quando c'è stata la rietichettatura, nel 2018 Manica ha lavorato forse anche troppo bene, come di solito fa. Qui vi faccio vedere alcune slide di confronto, vi faccio vedere la BordoFlow New contro uno standard liquido, una poltiglia bordolese liquida al 13%, vi faccio notare quello che vi dicevo prima. Sulla BordoFlow New mancano due frasi di rischio importanti e rimane solo un pittogramma, che è quella del pesce morto, quindi manca la 318 e la 332 contro lo standard che invece permane nello standard il 318 e la 332, e questo anche in termini di disciplinari e di considerazione quelli che sono formulati con delle etichette con delle frasi di rischio positive, e quindi mancando delle frasi di rischio è molto molto interessante. Oltretutto l'altra cosa che vi faccio notare è la presenza
che vi dicevo prima di questo coformulante, la gomma xantana, gli permette nella vite, dopo la fioritura, di avere 0 metri di buffer zone, quindi di zona di rispetto, che questo, soprattutto in certi tipi di areali, diventa indispensabile. Un'altra diciamo, differenziazione ve la faccio vedere tra la nostra poltiglia 20 VG Green e altre poltiglie presenti sul mercato. Anche in questo caso, se voi noterete, le indicazioni di pericolo rispetto, diciamo così, alla concorrenza presente sul mercato, manca dell'H318, manca dell'H32, rimane l'unico pittogramma che è la 410. La stessa cosa vi voglio far notare su un prodotto presente in catalogo Manica, l'Imosid, insetticida, fungicida, acaricida biologico a base di olio di arancio dolce, lo conoscete già. Il formulato è una microemulsione, 60 grammi di olio d'arancio. L'olio di arancio utilizzato nell'Imocide è food grade, cioè per uso alimentare, viene ricavato dalla buccia, cioè dal flavedo della buccia delle arance. In questo caso la nuova revisione, cioè la TP17, ha portato addirittura ad una riduzione di quelle che erano le frasi di rischio già presenti nel formulato. Antecedente alla riduzione, quindi a metà di dicembre, il formulato aveva 4 frasi di rischio, 317, 319, 332 e 411. Oggi il formulato perde 2 frasi di rischio. Lo dico perché altri formulati presenti in commercio, sempre a base di olio d'arancio, hanno le 4 frasi di rischio e non ne hanno solo 2 come il Limoside. Questo è importante soprattutto in un'ottica sempre di disciplinari restrittivi, dove la frase di rischio è diventato alla base della scelta di quello che è il formulato commerciale. Per ultimo vi dico questo, cioè, sapete tutti che il rame era un candidato alla sostituzione, la RECE doveva essere revisionata l'etichetta entro il 2025. Oggi, nel 2023, è iniziato il processo ufficiale per la rimozione dei sali di rame dalla lista CFCS, che vuol dire candidati alla sostituzione. Ok? Questo perché? Perché è una task force costituita dalla società Manica, società OPL e GOAN, dopo l'acquisizione chiaramente della società Isagro, praticamente ha lavorato per fare in modo che il rame uscisse da principio attivo candidato alla sostituzione, perché praticamente la nuova revisione del regolamento CLP del 19 dicembre fa sì che i metalli non devono essere più valutati secondo praticamente i criteri PBT, che sarebbero persistenza, bioaccumulo e tossicità, e quindi, diciamo così, gli stessi metalli devono essere ritirati come candidati alla sostituzione. Quindi anche perché, tra virgolette, il rame praticamente nel valore di persistenza non è una caratteristica per il rame negativa, ma è una caratteristica positiva, e nella parte che è quella che è il regolamento RIS, quindi diciamo della residualità a rischio e biocidi, non è mai stato considerato un principio attivo candidato alla sostituzione. Quindi praticamente diciamo che tutte quelle che sono le molecole inorganiche, diciamo, non dovrebbero essere all'interno di quelli che sono i valori PBT. Quindi oggi non c'è niente di certo, però è cominciato il percorso. Siamo in attesa dell'approvazione del Parlamento e del Consiglio europeo. Il funzionario di Gigro ha confermato che la revisione del regolamento CLP escluderà le molecole inorganiche dalla valutazione secondo i criteri che vi ho detto prima, e quindi diciamo siamo molto positivi e attendiamo questo decreto, che è come se fosse un decreto legge, cioè finché non ha scritto la Comunità Europea noi non possiamo oggi dirvi il prodotto non è candidato alla sostituzione, viene tolto, scusate, dal candidato alla sostituzione, però vi posso garantire che quasi al 100% il prodotto verrà tolto come candidato alla sostituzione. Che significa, e concludo dicendo che non è che domani possiamo avere un'etichetta come avevamo prima quella che è stata, diciamo, la revisione, però se rimane in etichetta la possibilità di utilizzare i famosi 4 kg per anno, quindi 28 kg per 7 anni, secondo me è un grande successo, anche perché il rame è la base di tutta la difesa, soprattutto, diciamo, biologica, in un'ottica di riduzione di tutti quelli che sono i principi attivi, seguendo un po' quello che è il piano agricolo nazionale, Farm to Fork, eccetera eccetera. Grazie a tutti dell'attenzione.